Ciao ragazzi, questi sono i Jordans e nonostante queste facce poco rassicuranti sono brave persone e soprattutto fanno delle cose buone che si potranno trovare a Risosteria a Isola della Scala dal 24 al 27 aprile. Ma cosa vi ho preparato Stefano qua? Ma solo 2 o 3 cosette per gli amici, niente di più. Così? Sì, esatto. Guarda, con riso non si fa tutto. Si fa di tutto, senza problema. Ma l'arancino è il top. Ah sì. Chiama risotto arancino immediatamente. E poi con la polenta lo puoi condire in milioni di cose. Vedo. Noi l'abbiamo fatto in due o tre, come si dice? Versioni, esatto, non mi veniva la parola. Ma parati. Col gorgonzola e i funghi, col salame che facciamo noi nella nostra casina. Con ragù alla bolognese, che non è tanto conosciuto, ma con la polenta è fantastico. Tanti non lo abbinano alla polenta, soprattutto quella di riso, perché ha un coso morbido con la robustezza del ragù. Viene una bomba. Mi piace quel coso morbido, veramente tanto. Ma tanto. Ma c'è sti giochi, chi siete? Ma noi siamo praticamente una famiglia di Isola, che è sempre nata, vissuta e morirà qua a Isola. E ci siamo sempre divertiti nel fare le feste nella nostra corte, nella nostra casina. Però vi siete organizzati per venire? Siamo organizzati, è da 3 anni che facciamo un evento fantastico alla fine di giugno e assieme a Isola Young e Risosteria avevamo voluto portare il nostro menù anche a Risosterie. Per grandi e piccini. Per grandi e piccini. Ci siamo anche un po', abbiamo messo anche l'hot dog per i piccini, ci siamo un po' divertito per i ragazzi. Ecco. Tutto parte da casa, quindi una cultura casalinga della cucina e anche del salato. Viene ancora, perché lo tengo d'occhio perché queste facce qua ecco. Allora, ricordatevi, i Jordans saranno anche loro nelle cucine di Risosteria dal 24 al 27 aprile e quindi ci vediamo lì. Adesso qua è da bellezza, vero? No, che bellezza! Questo è tutto. Ciao ragazzi, andiamo da fare. Ciao a tutti. Andiamo ragazzi, ne mangiamo era. Dai.